Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale, i fatti del Friuli Occidentale in primo piano. Apriamo con la cronaca, incidente mortale ieri sera attorno alle 21 a Pordenone in via Roveredo, a perdere la vita una badante 53enne investita dopo essere scesa dal bus per recarsi al lavoro. Indagini in corso da parte della Polizia Municipale. La strada bagnata dalla pioggia, una zona buia della strada, poi l'impatto, così si è verificato un incidente stradale mortale ieri sera attorno alle 21 a Pordenone in via Roveredo, in Comina, sulla provinciale 7. Una donna di 53 anni, Maria Janos, originaria della Romania ma residente a Cordenons, stava attraversando la strada dopo essere scesa dal bus per andare al lavoro quando è stata investita da una vettura Citroen C3 guidata da una 38enne del capoluogo del Friuli Occidentale. L'impatto è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Barcis, poco lontano da un attraversamento pedonale al confine con il territorio del comune di Roveredo in Piano. La donna è morta sul colpo. Inutili soccorsi prestati dal personale medico inviato dalla centrale Sores di Palmanova. Non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. La donna faceva la badante ed è stata investita a poca distanza dall'abitazione dove prestava il suo servizio. Rilievi, accertamenti e viabilità sono stati effettuati dalla polizia locale di Pordenone Cordenons, intervenuta con 3 pattuglie, che sta portando avanti le indagini per ricostruire la dinamica e attribuire eventuali responsabilità alla guidatrice risultata negativa all'alcol test. Ottenuto il nulla osta da parte del magistrato di turno della procura di Pordenone, la salma è stata composta nella camera mortuaria dell'ospedale Santa Maria degli Angeli. E nell'ambito dei controlli finalizzati al contrasto della pandemia Covid-19, la polizia locale di Pordenone Cordenons ha chiuso 5 centri massaggi gestiti da persone di origine cinese. Durante i sopralluoghi effettuati è stato riscontrato che i locali risultavano regolarmente aperti al pubblico, violando le disposizioni dell'ultimo DPCM, che impone la chiusura specifica per determinate attività. È stato inoltre riscontrato il mancato uso delle mascherine da parte del personale addetto e la mancata esposizione di informazioni relative alla capienza massima di persone ammesse nel locale. All'interno non era inoltre presente il registro per la tracciabilità dei clienti, necessario per monitorare la diffusione della pandemia. Oltre alla sanzione, i locali sono stati chiusi e segnalati alla Prefettura nell'ambito del coordinamento e controllo per il rispetto delle misure contenitive stabilite dal legislatore. Cambiamo argomento. Dopo la bocciatura del TAR sul ricorso di alcuni genitori per il ritorno in classe degli studenti delle superiori, la Regione si prepara al rientro in classe dei ragazzi a partire dal 1° febbraio. Il vero nodo ora sono orari e trasporti. Il giorno del ritorno in classe degli studenti delle superiori, 1° febbraio, è confermato, ma sugli orari di ingresso e di uscita resta un punto di domanda, con conseguente rimodulazione del trasporto pubblico, almeno per quanto riguarda Udine e Gorizia, dove è in discussione il doppio turno. Dal mondo della scuola è infatti arrivata la richiesta di un unico orario, come a Pordenone e Trieste. Udine e Gorizia avevano un sfasamento di 2 ore, un doppio turno alle 8 e alle 10, quindi con rientro ovviamente all'1 e alle 15. Adesso so che in queste ore la dottoressa Beltrame chiederà un incontro col prefetto per vedere se rimodulare o meno il programma. Certo è che se non ci danno in tempo però ovviamente le nuove iniziative bisogna riorganizzare tutto e quindi ci vuole anche qualche giorno per poter capire come fare. Certamente noi siamo pronti, eravamo pronti già la settimana scorsa, addirittura con un piano di trasporto con il 75% delle presenze in aula. Intanto, dopo la bocciatura del TAR del ricorso di alcuni genitori, la Regione conferma la validità delle proprie scelte, vista la situazione sanitaria, e lavora per mantenere gli studenti in aula da febbraio a giugno. L'istruzione è forse uno degli unici diritti costituzionali che sono stati garantiti anche durante la pandemia, con forme e modalità diverse, su cui comunque gli insegnanti e i ragazzi si sono impegnati. È uno dei motivi per i quali non abbiamo fatto ripartire la scuola il 7 gennaio. A fronte di dati epidemiologici in peggioramento, credo che rifermare le lezioni in presenza sarà il vero e autentico danno nei confronti dell'organizzazione delle scuole e dell'educazione dei ragazzi. E sul fronte dell'edilizia scolastica, la Regione ha stanziato 61 milioni di euro per il Friuli Occidentale.
Oltre 61 milioni di euro verranno investiti dalla Regione nel triennio 2021-2023 a favore delle scuole superiori del Friuli Occidentale, sia per la realizzazione di nuovi edifici e interventi di manutenzione straordinaria, sia per le spese di funzionamento degli istituti esistenti. No, sul Pordenonese è stata una forte attenzione da parte della Regione per quanto riguarda l'edilizia scolastica, in generale della Regione, in particolare sul Pordenonese, perché devo essere sincero, sono stati investiti diversi milioni di euro che dal 2018, quindi dal 2018 ad oggi, battono a 56 milioni di euro per circa 66 interventi solo che riguarda al di fuori delle superiori. Quindi poi ci saranno ovviamente quelli per le superiori dell'EDR famoso, che hanno una loro, diciamo, autonomia, che aumentano ovviamente il volume sia di quantità che di qualità delle scuole. Nello specifico 18,5 milioni saranno utilizzati per spese di funzionamento e manutenzione ordinaria, mentre 42 milioni e mezzo saranno destinati a spese di investimento. Tra le opere di maggior rilievo figurano il nuovo plesso in via Poffabro a Pordenone, il cui valore ammonta a 10,5 milioni di euro, la parziale demolizione e ricostruzione delle palestre del liceo Grigoletti, 5 milioni e mezzo, l'adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'istituto Torricelli di Maniago, quasi 5 milioni, e dell'Ipsia Zanussi, sempre di Maniago, 4,2 milioni, nonché l'ampliamento dell'Ipsia di Bruniera per 2 milioni di euro. Questa è la dimostrazione della sensibilità e del rapporto di fiducia che esiste tra il territorio pordenonese, il capoluogo e la regione. Si tratta di opere fondamentali per il comfort, la qualità degli edifici scolastici, in questo caso delle scuole superiori. Per quanto riguarda Pordenone significa sistemare dei plessi che attendevano da tempo degli interventi, e in particolare penso all'intervento su via Poffabro, e quindi la realizzazione di una nuova scuola che darà anche nuova luce e nuova vita al quartiere del Secolo Cuore. Era una cosa che avevamo anche promesso in campagna elettorale e anche in quessto caso dalle parole si passa ai fatti. Ecco, e poi tante altre scuole che verranno sistemate anche dal punto di vista di tutte le norme. Ma dal Kennedy al Grigoletti agli interventi, penso al di là di quello dell'EDR e anche la nuova LOSA che rientra in questo piano, e anche se pensate ad un intervento che ha una valenza scolastica ma anche culturale, cioè la riqualificazione del Teatro Concordia, che è uno spazio culturale fondamentale che bisognava di un intervento sia all'interno che all'esterno per dargli decoro, e che, ripeto, consentirà di contribuire a questo grande piano di riqualificazione generale messo in campo dal Comune, in questo caso attraverso l'interessamento della Regione. Passiamo ora al consueto report per quanto riguarda il coronavirus. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.126 tamponi molecolari effettuati sono stati rilevati 356 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,81%. Sono inoltre 1.311 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 96 casi, 7,32% di positività. I decessi registrati sono 21, ai quali si aggiungono 2 decessi avvenuti il 12 e il 13 gennaio. Di questi 6 riguardano il Friuli Occidentale. I ricoveri nelle terapie intensive sono 61, mentre quelli in altri reparti scendono a 669, numeri comunicati dal vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. E sempre sul fronte della sanità sono addirittura d'arrivo i lavori per quanto riguarda la cittadella della salute di Pordenone. Oggi è stato effettuato un sopralluogo da parte del direttore generale dell'azienda sanitaria insieme ai tecnici. Si avvicina la conclusione dei lavori previsti per fine febbraio per la cittadella della salute di Pordenone. Oggi è stato effettuato un sopralluogo nel cantiere da parte del direttore generale dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, Joseph Polimeni, insieme ai tecnici dell'ufficio di direzione lavori e dell'impresa esecutrice. La visita ha riguardato il piano terra, il primo e il secondo piano, dove saranno riunite varie funzioni sanitarie che oggi si trovano collocate in differenti strutture nel territorio cittadino. Al piano terra ci saranno il centro prelievi, il dipartimento delle dipendenze, i magazzini di distribuzione farmaci e presidi sanitari e la guardia medica. Al primo piano uffici e ambulatori distrettuali, gli ambulatori della neuropsichiatria infantile, le palestre di riabilitazione e il consultorio familiare. Al secondo piano uffici e ambulatori del dipartimento di prevenzione. Nell'edificio troveranno collocazione anche la nuova sede della farmacia comunale al piano terra, mentre il terzo piano sarà interamente dedicato a uffici del servizio sociale del comune. Il trasferimento delle attività sanitarie e l'attivazione della struttura è programmato per settembre 2021. Ho potuto verificare, ha detto il direttore generale, come i lavori stiano procedendo celermente, con la garanzia che presto il primo padiglione della nuova area ospedaliera di Pordenone potrà ospitare i servizi territoriali di ASFO e quei servizi sanitari per i quali non è richiesta la degenza ospedaliera, ha concluso Polimeni.
Passiamo alla politica. La Lega apre la campagna elettorale nel Friuli Occidentale e presenta un nuovo ingresso, un vero big. Grandi manovre in casa Lega in vista delle elezioni comunali di quest'anno nel Friuli Occidentale, dove si voterà in 11 comuni, tra cui San Vito al Tagliamento, Cordenonse e Pordenone. Nel capoluogo il Carroccio conferma l'appoggio a Ciriani. Abbiamo lavorato insieme bene per 5 anni e quindi ci sembra giusto, corretto, continuare questo percorso che ha portato sicuramente dei risultati interessanti, risultati che sono arrivati grazie anche al lavoro dei nostri assessori. La Lega, attraverso il referente provinciale Marco Bottecchi e l'europarlamentare neocoordinatore regionale Marco Dreosto, oggi ha annunciato l'ingresso nel partito di Walter Santarossa, avvocato, ex assessore e consigliere regionale di autonomia responsabile e già presidente di Insiel. Santarossa, a cui hanno dato il benvenuto anche la deputata Vannia Gava e il consigliere regionale Simone Polesello, non sarà candidato a Pordenone, ma darà una mano al partito nell'organizzazione. Alla Lega mi accomunano alcuni valori fondamentali, perché io credo che al di là di tutto sia assolutamente importante fare riferimento ai principi, ai valori che ispirano l'azione politica, la famiglia, la solidarietà, la giustizia sociale. Intanto il partito di Salvini apre le porte ai giovani e vuole rafforzare il proprio ruolo sul territorio. È un momento importante perché stiamo facendo programmi, ma stiamo anche costruendo, come ha detto Marco Bottecchi, la squadra. E sappiamo che i risultati si ottengono con le buone idee, ma anche con le persone. Noi stiamo cercando di mettere vicino buone persone che nelle nostre amministrazioni portino le nostre idee. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Domani alle 14 il Pordenone sarà in campo a Cosenza. Dopo 3 vittorie consecutive i neroverdi sono a caccia del poker. Sentiamo le parole di mister Tesser alla vigilia. Abbiamo fatto dei risultati con uno spirito di squadra veramente forte, giocando bene, giocando un po' meno bene, ma sempre presenti, sempre in partita. E questo è l'aspetto che la concentrazione e la determinazione di una squadra deve sempre avere. Stiamo bene. Spero che si giochi in fiducia, ma una fiducia piena di umiltà, fiducia fatta di una squadra, di ragazzi che vogliono aiutarsi sempre, di darsi una mano e che devono avere la consapevolezza di poter far bene sempre contro tutti. Anche perché di fronte troveremo una squadra di un spessore, una di quelle squadre che giocano secondo me il calcio migliore in questa Serie B. Siamo in un momento un po' particolare del campionato, scoliamo l'ultima girone d'andata, qualche giocatore appunto fuori uso, ma dicevo prima non a caso della compattezza di una squadra, della volontà di un gruppo di voler ottenere dei risultati, dobbiamo puntare tutto su quello. Era questa la nostra ultima notizia per stasera. Dopo di noi restate in compagnia di Telefriuli perché c'è la finale del quiz Lo Sapevo condotto da Alexis Sabot. Si sfidano le Proloco di Attimis e di Buia. Giocate anche voi e cercate di rispondere alle domande. L'appuntamento con il telegiornale di Pordenone ritorna lunedì alle 20:45. Grazie per essere stati con noi. Buon weekend.